Per me è tutta salute, tutta salute. Mi trovo bene quando vengo qua, quando non vengo, che magari ci sono le ferie, io mi accorgo che i movimenti non sono più quelli, capito? È chiamato proprio GAT, Gruppo Anziani di Treviso. Partono, è chiamato anche over 60, partono dai 60 anni in su, non diamo un'età ben definita. Le nostre signore che si sentono in grado di venire ad eseguire questo tipo di ginnastica che è dolce, sono bene accette, quindi avete intervistato prima la signora Maria che ha 87 anni in aprile, lei è contentissima, orgogliosissima di venire in quanto si sente proprio bene nel fare questo tipo di attività fisica. L'insegnante è brava, è giovane, paziente e quindi un po' alla volta riusciamo a fare quello che ci dice. Al natatorium di Treviso c'è grande attenzione anche per loro e per questo da parecchi anni è stato istituito un corso di ginnastica dolce in acqua creato su misura per le esigenze dei propri utenti. L'attività riservata agli over è proprio stata scelta nelle fasce orarie, nei giorni più tranquilli, proprio per dare a loro l'opportunità di trovare un ambiente accogliente, un ambiente familiare dove possano gestire i loro ritmi con tutta tranquillità, avere oltre che l'opportunità di fare dell'attività motoria, dell'attività fisica, in acqua un momento di aggregazione, un momento di ritrovo. Infatti la caratteristica è che dopo l'attività anche loro si fermano a lungo nella zona della hall, nella zona del bar, festeggiano lì i loro momenti di compleanno, i loro momenti di ricorrenze particolari. Sono un gruppo che vengono da tantissimi anni, oltre ormai ad essere affezionati proprio all'impianto, sicuramente hanno avuto un beneficio non indifferente perché a livello articolare ma anche a livello mentale, a livello non solo fisico ma anche psichico si sentono facente parte di un gruppo dove possono dialogare, parlare, scherzare tra di loro lo chiamano proprio il momento di ricreazione. Io mi trovo bene un po' per tutto, veramente, perché ci sono insegnanti che ci seguono, quindi è una oretta che si passa velocemente diremmo e mi piace, ecco. E mi trovo anche bene proprio per me perché a una certa età abbiamo bisogno di fare un certo movimento. Quel periodo che ho smesso mi sono trovato molto male fisicamente e adesso ho visto che dopo aver ripreso l'attività qua motoria di nuotare mi trovo benissimo e mi sto riprendendo molto bene. E il signor Vittorino è uno dei pochi utenti maschi presenti al corso. Sentite cosa ne pensa lui della scarsa presenza degli uomini in vasca. Sono gli uomini che sono più pigri, più... non sono portati a farlo, invece è molto utile perché chi ci rimette sono soprattutto gli uomini, difatti muoiono prima. E non è solo la pigrizia a frenare la partecipazione ai corsi. Spesso la paura dell'acqua costituisce un altro deterrente, ma le difficoltà si superano con piccoli e semplici accorgimenti. Sentite cosa ci dice la signora Adele. All'inizio c'è un po' di pazienza perché magari uno se non è abituata all'acqua deve avere un po' di pazienza, ma la maestra ci consiglia magari stare vicino al bordo in modo per tranquillizzarsi, soprattutto se una persona non sa nuotare. Ma dopo è andato tutto bene.